Siamo in diretta da Lazzate con Ferdinando Fedele, mister dell'Ardor Lazzate. Allora mister, lei pochi giorni fa aveva detto che era il momento di spingere sull'acceleratore, mi sembra proprio che i suoi ragazzi l'abbiano ascoltato. Sì, sinceramente sono veramente contento della prestazione offerta dai ragazzi nell'arco di tutta la partita. È vero che il primo tempo abbiamo espresso un gioco sicuramente importante, abbiamo realizzato 3 gol, potevamo farne altri, ma anche il secondo tempo in una partita di gestione secondo me abbiamo fatto molto bene. Sono un po' dispiaciuto per il gol finale che secondo me doveva essere evitato, però arriva la prima volta che facciamo 3 vittorie di fila contro 3 avversari importanti come Caronese, Base e FC Milanese, quindi la rincorsa si è completata adesso siamo ufficialmente dentro i playoff, ma non dobbiamo fermarci assolutamente. Ecco, l'aspetto che più ha colpito, soprattutto nel primo tempo, è stata l'aggressività dei suoi giocatori. Dai recuperi di palla sono nati praticamente tutti i gol che avete segnato. Sì, avevamo preparata in questo modo la partita, cercavamo di essere aggressivi perché sapevamo che il FC Milanese è una squadra che ama palleggiare e quindi si scopre anche perché spinge molto contro i 2 terzini, e quindi siamo stati bravi a sfruttare questa situazione e concretizzare le occasioni che abbiamo avuto. Le chiedo un commento su Giangaspero, anche se non è sempre facile parlare dei singoli, però 2 gol e un assist, 15 in campionato, un pensiero per lui ci sta. Francesco è un giocatore di altre categorie, noi siamo fortunati ad averlo e ci è mancato molto nel girone d'andata quando ha saltato 7 partite per infortunio, quindi adesso stiamo sfruttando appieno le sue capacità e la squadra è brava a andargli dietro. E ora, dopo queste vittorie consecutive che lei ha ricordato, nella prossima partita il Vittone e poi anche il recupero contro il Magenta. Sì, adesso abbiamo 3 partite in una settimana perché abbiamo a Camminare Vittone, Magenta e Calverate, e quindi dobbiamo continuare a spingere in questo modo per presentarci poi al rush finale in posizione playoff per giocarci fino alla fine. Grazie mille mister. Di nulla. Siamo in diretta da Lazzate con Giuseppe Greco, mister dell'FC Milanese. Allora mister, le chiedo anzitutto ovviamente un commento a caldo sulla partita terminata 3-1 in favore dell'Ardor. Sì, un peccato per il primo tempo perché loro comunque secondo me senza grossi sforzi si sono ritrovati sul 3-0. Merito loro che le occasioni che hanno avuto le hanno sfruttate, noi siamo stati molto morbidi, molto poco cattivi, ecco. Io dico che il primo tempo del genere non può finire 3-0, se deve finire 3-0 gli avversari devono massacrare e tutto questo non è successo. Ecco, l'1-2 effettivamente subito in finale di tempo è dato un po' una botta psicologica, la squadra ha fatto fatica anche nella ripresa a riprendersi, a provare a raddrizzare questa partita. Sì, ci è voluto tanto prima di rimettersi un po' in pista, però comunque ormai il risultato era compromesso, quindi più che altro la forza dei nervi ci ha portato a fare qualche assalto, ma era una partita che andava fatta meglio come determinazione perché c'erano molti spazi da sfruttare. Da fuori vedevo che c'erano praterie per noi, per come giochiamo noi, ma non siamo stati determinati e quindi poi alla fine ti trovi sotto 3 gol così, ecco, ma per merito tuo perché non hai quella cattiveria che comunque l'abbiamo avuta da 3 mesi e mezzo a questa parte, quindi non è un rimprovero ma è un richiamo per le prossime partite che è necessaria. Seconda sconfitta di fila che comunque non cancella quanto di buonissimo fatto fino ad ora dalla sua squadra, e occasione di rilanciarsi già nella prossima partita contro la capolista oltrepo. Sì, sarà un'altra partita dura, se l'approcci in modo morbido, con poche motivazioni, è chiaro che rischi di fare anche delle figuracce, ma primo giochi con la prima classifica, non te lo puoi permettere, e in secondo luogo non è giusto, dobbiamo continuare con il nostro modo di giocare, con lo spirito, con quella cattiveria che ci ha contraddistinto. Ecco. Noi facciamo i nostri migliori auguri, grazie mille. Grazie a voi.